Allora, Cresto Cosca, ci sono partite che perdi e ti lasciano ottime sensazioni, come quella contro la Juventus, dove tu dici ho perso, ma la squadra c'è, reagisce, anche in 10 uomini contro 12 si poteva fare bene. Ma ci sono partite che vinci e ti lasciano la preoccupazione. 3-0, uno vede solamente il tabellino e dice vabbè, partita facile, il Napoli deve stare sempre attento, perché se ti addormenti in Europa basta un golletto e gli esempi ne stiamo vedendo a miliardi. PSG che esce clamorosamente, la Roma che esce, ne ha presi 3 l'Arsenal oggi. È dura in campo internazionale, queste partite dentro fuori non devi prendere gol e per fortuna non l'abbiamo presi, ma santo Meret, perché ha fatto almeno 3 interventi miracolosi. C'è stato un interruttore della luce acceso e spento su 3-4 di loro e menziono Maksimovic che ha fatto degli ottimi interventi ma poi a un certo punto si addormentava completamente. Stesso dicasi per Diawara, stesso dicasi, devo dire solo cose, solo luce spenta per Insigne che comunque ha lanciato gli avversari all'ultimo a tutto su un passaggio sbagliato e sono segnali preoccupanti. Lo stesso Koulibaly va menzionato perché non c'era bisogno di fare quella cosa là, si è esaltato probabilmente con San Paolo che lo invoca sempre ad andare in avanti, ne ha saltati 2 e poi ti sei fatto ammonire e lì è una mancanza di maturità ancora, purtroppo. E quindi tu ti trovi a fare il ritorno in casa loro con probabilmente Kirikesh e Luperto. Quindi bene non aver preso gol, benissimo i 3 gol fatti, e la gestione, a Cerotti è stato chiaro, cioè siamo in gestione, non c'è bisogno di essere folli, frettolosi, pressare così alti, devono fare loro dei miracoli per segnarti se tu aspetti un attimo. E una volta che devi fare... Dove sta? Una volta che dovevi fare un po' di questo, un po' di calcio speculativo, niente, non ce l'abbiamo proprio nel DNA e spero che questa cosa non la paghiamo in futuro. Sontuoso Fabian Ruiz, una partita eccezionale anche in fase di distruzione di gioco, ha recuperato certi palloni, mamma mia, e poi la qualità, palla a lui, la nasconde, te la pulisce, esagerato, molto bene Allan. Milik, alzo le mani, continua a essere un attaccante fenomenale, Icardi sempre la guallera di Milik. Menzione speciale per Mertens che non segna, se ne è mangiato un altro abbastanza clamoroso per le sue possibilità. C'ha il primo palo aperto, tieni la bassa. Strano che non riesca proprio. È quel tiro della paura, la tira centrale forte, proprio perché gli manca il gol. Però ha fatto una partita incredibile in fase di rifinitura. Sta bene proprio, è brillante. Ha messo Milik in porta, ha messo Callecon in porta, Callecon che poi ha dato un ottimo assist a Fabian Ruiz. Insomma, ci sono cose molto positive e questo interruttore che va lasciato acceso sempre per 95 minuti, perché altrimenti prendiamo dei rischi che non c'è proprio bisogno di prendersi. Quindi si perde con la Juve, soddisfatto, si vince con Salisburgo, un po' preoccupato perché queste sono le partite dove la concentrazione non la puoi calare, non ci sono giustificazioni. Quindi va bene, questo è fare le pulci, perché comunque no, 3-0, questo doveva essere, questo prima della partita, questo doveva essere il risultato che tutti quanti auspicavamo ed è arrivato, e quindi Napoli cinico che sa soffrire, se vogliamo fare i titoli tipo Tutto Sport. Ma noi, onesti intellettualmente, diciamo Napoli che si prende dei rischi che non c'era bisogno di prendersi. Quindi un po' di questo quando ce n'è bisogno, rallentiamo, nascondiamo il pallone, abbiamo le capacità di palleggio per farlo. E andiamo verso questo ritorno positivi, con fiducia, perché comunque questa sì è una squadra abbastanza forte, abbastanza fa il pressing, sono capaci di segnare, però il Napoli ha dimostrato di essere
superiore e la partita è tranquillamente alla portata anche in trasferta per quanto mi riguarda. Loro dovranno menarsi tutti in avanti e se noi siamo intelligenti gliene facciamo un paio di rimessa. Da New York Valerio Fluido è tutto, il Chelsea pure vince 3-0, il resto dei risultati sono interessanti perché diventano complicate certe situazioni. L'Arsenal, l'Inter non ha segnato in trasferta, però non le ha prese e si deve vedere. Parlando di Chelsea, Di Francesco esonerato, Ranieri traghettatore. Se Ranieri è traghettatore, io ho paura di Sarri alla Roma, ho una grande paura di Sarri alla Roma, ma questa poi è un'altra storia.